Oggi si presenta alla stampa questa iniziativa del Natale da parte della vostra associazione a Villa Seta. Ecco, da cosa scaturisce questa idea? Allora, c'è il Natale a Villa Seta, può essere un titolo un poco provocatorio, però l'abbiamo voluto fare proprio perché per dare senso a quello che vogliamo andare a fare, cioè porre l'attenzione su un quartiere che da molto tempo è abbandonato, lasciato al proprio destino e che dove c'è un alto tasso di disoccupazione, dove la mattina ogni famiglia si chiede cosa dare da mangiare ai propri figli, se pagare i tributi e molto spesso non ci riescono perché lì la situazione di indigenza è davvero grave. Quindi vogliamo portare un po' di questa atmosfera natalizia in quel quartiere, da molto tempo l'hanno persa a causa proprio di queste problematiche legate allo stato di indigenza. Faremo quest'albero di Natale, dolcetti ai bambini e tante manifestazioni, c'è un programma molto ricco in merito proprio per attenzionare questo quartiere, considerato che questo serva da spunto, da inizio, per poi continuare il nostro impegno anche passato le festività di Natale. Fattivamente il Comune di Agrigento come entra in gioco in questa iniziativa dei volontari di strada? Il Comune deve innanzitutto favorire tutte quelle che sono iniziative che si fanno a favore degli ultimi diseredati e di coloro i quali veramente non hanno patria, perché vengono spesso dimenticati, e dunque con il consigliere Vullo abbiamo già da tempo predisposto tutta una serie di atti che possano favorire queste attività. Diciamo anche che il pubblico oggi alcune cose non le fa, ma al pubblico si sostituiscono i volontari di strada, tante associazioni che fanno quello che nel pubblico è burocrazia, che nel pubblico è lentezza, è dispendio di denaro pubblico. Il privato lo fa con amore, lo fa con velocità, lo fa senza guardare l'orologio, e questa è una grande ricchezza. Siamo fieri di un Agrigento solidale, di un Agrigento bello, di un Agrigento che si dona per gli altri e che certamente, come dicevi tu, fa quello che il pubblico spesso non è più in condizione di fare. Il Natale quest'anno con questa iniziativa diciamo che si arricchisce ancora di più di questo messaggio d'amore. Marco Vullo, ecco, nella doppia veste di consigliere comunale ma anche di socio dell'associazione, è stata scelta proprio un luogo a te caro dove tu ci lavori, Villa Seta. Sì, è una straordinaria iniziativa dei volontari di strada, fatta in un quartiere che è stato considerato negli anni ultimo un quartiere degradato, cosiddetto, no? Ma questo perché? Perché forse noi, la colpa sta proprio in noi quelli della politica che abbiamo dimenticato, no? O che non abbiamo messo in campo azioni concrete per il risanamento di un quartiere, per il risanamento non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista strutturale. Anche qui il ritardo dei finanziamenti, qualcosa che nel tempo ha creato e ha costruito il degrado. E ora qui oggi arriviamo come volontari di strada, i volontari di strada che ringrazio perché hanno accolto questo mio appello e che sono già presenti nel quartiere di Villa Seta da tempo. Non è che nasce oggi la voglia dei volontari di strada di stare lì, è nel tempo che questo si è concretizzato attraverso l'assistenza a molte famiglie del quartiere. Villa Seta che ha accolto positivamente questa iniziativa, e già da più di 2 settimane che i volontari cittadini residenti a Villa Seta hanno iniziato a contribuire attraverso azioni proprie, quelle della pulizia del centro commerciale. Abbiamo pitturato alcuni muri che rappresentavano alcune cose che non andavano bene, abbiamo fatto le panchine. Ecco, attraverso questa voglia di dare agli altri, i volontari di strada quest'anno vogliono fare il Natale a Villa Seta, che è un segnale straordinario.